8 febbraio nelle 350 farmacie del Veneto che aderiranno all'iniziativa e nelle oltre 3.400 farmacie in tutta Italia ci sarà la 14ª giornata nazionale di raccolta del farmaco. All'interno delle farmacie aderenti le persone troveranno i volontari del banco farmaceutico della Compagnia delle Opere che inviteranno la popolazione a fare una donazione non in denaro ma nell'acquisto di un farmaco da banco, in particolare antipiretici, analgesici, antinfiammatori, tutti i farmaci necessari e indispensabili per gli oltre 135 enti socioassistenziali convenzionati con il banco farmaceutico e che aiutano più di 20.000 persone nel territorio veneto. L'iniziativa appunto nelle farmacie, che farmaci si possono essere consegnati? Allora, ogni farmacista ha un elenco consegnato dall'ente abbinato alla farmacia sul fabbisogno annuale di questo ente, in modo da evitare ogni spreco possibile. In particolare, se si tratta di enti socioassistenziali che assistono bambini, saranno richiesti farmaci con posologia pediatrica. A chi andranno questi farmaci? Agli oltre 3.400 enti sparsi in tutto il territorio nazionale e i 135 enti socioassistenziali nel territorio veneto. Ogni provincia raccoglie per la provincia stessa, perché ogni delegato territoriale del banco farmaceutico coordina tutte le farmacie in modo da convenzionare enti della provincia stessa. Si ha per esempio alcuni esempi che i volontari stessi dell'ente socioassistenziale che si trova a 200 metri dalla farmacia vengono all'interno delle farmacie e fanno la pubblicità per il loro ente, quindi la gente è anche più invogliata a fare la donazione. Con i dati dello scorso anno il Veneto è particolarmente generoso. Il Veneto risponde sempre molto generosamente, siamo tra le prime 5 regioni d'Italia a donazioni. Si pensi solo lo scorso anno sono stati raccolti in tutto il Veneto quasi 29.000 farmaci per un valore in euro di circa 181.000 euro. Questo sta a dimostrare la grande generosità della popolazione veneta.